Sì, buonasera Olivia, buonasera a tutti. Allora, quello che sta succedendo in pratica è già successo perché, come hai detto giustamente tu, in un vertice telefonico con il presidente del CONI Gianni Petrucci e con il ministro Melandri, entrambi a Roma, entrambi fuori Roma per motivi personali, il commissario straordinario della Federcalcio Luca Pancalli ha deciso di bloccare i campionati. Tutto il calcio italiano si ferma, dalla Serie A fino alle categorie giovanili non si gioca, non si giocherà domani, non si giocherà domenica e non si giocherà lunedì, quindi per tutto il fine settimana non si gioca il campionato. Ricordiamo era in programma la 22esima giornata in Serie A e la 22esima giornata in Serie B. Quindi il calcio italiano si ferma perché è una decisione che ha detto il presidente, il commissario straordinario Pancalli, presa in maniera immediata ed unanime sia con il presidente Petrucci sia con il ministro Melandri. Questa è la decisione, una decisione che potrebbe portare ad un blocco più lungo dei campionati, perché ci fermeremo, ha detto Pancalli in conferenza stampa, una conferenza stampa durata poco più di 5 minuti, nella quale ha partecipato il solo commissario straordinario Pancalli, accompagnato da Antonello Valentini, il responsabile dell'ufficio stampa della Federcalcio. Ha detto: noi ci fermeremo fino a quando sarà necessario per risolvere il problema della violenza negli stadi. Esprimo la solidarietà, ovviamente il commissario straordinario si è stretto intorno alla famiglia dell'ispettore capo Raciti, morto negli scontri di Catania-Palermo, post Catania-Palermo. Ha detto la cosa che noi dobbiamo fare in questo momento è bloccare i campionati, fermarci e trovare le misure anche le più drastiche per estirpare questa violenza. E poi, rispondendo ad una domanda sulla possibilità che l'Italia perda la candidatura per Euro 2012, ricordiamo che ad aprile verrà definita, verrà assegnata la candidatura per Euro 2012, ha detto: se dovessimo perdere la possibilità di organizzare campionati europei per questo motivo, vorrà dire che ce la saremmo meritata. Intanto Valerio ti aggiorno anche su un'altra notizia di poco fa, un altro commento, il più recente, quello del ministro delle politiche sportive, la Melandri. Anche lei si associa a quanto deciso, alla linea seguita dalla FIGC di cui tu ci stai dando conto. Anche lei parla di decisioni immediate e drastiche, dice: esprimo il mio più sincero cordoglio alla famiglia dell'agente caduto, la morte di un poliziotto a Catania aggravata dall'entità degli scontri che hanno coinvolto la città e causato moltissimi feriti è una notizia sconvolgente, lascia attoniti, ma chiama a decisioni immediate e drastiche. Allora, questa è una prima decisione evidentemente immediata e drastica, però Pancalli ha anche parlato di un tavolo permanente tra forze politiche e forze sportive. Allora, tu che cosa credi? Quali potrebbero essere le misure per far sì che queste scene che abbiamo visto questa sera all'esterno dello stadio di Catania non si ripetano? Io credo innanzitutto, Olivia, che il blocco dei campionati sia già un segnale estremamente forte da parte della Federcalcio, da parte del governo dello sport italiano. È stata una decisione, come giustamente facevi notare tu, ripetendo le parole del ministro Melandri, presa in maniera unanime, proprio tra tutte le componenti, e molto probabilmente saranno le stesse componenti che si siederanno a questo tavolo permanente, a questo consiglio straordinario, che a questo punto verrà allargato appunto al governo e naturalmente al Comitato Olimpico Nazionale Italiano e quindi al presidente Petrucci. Anche il commissario straordinario Pancalli ha parlato di misure drastiche, quelle che saranno necessarie, facendo intendere naturalmente che il blocco dei campionati potrebbe prolungarsi e sicuramente potrebbe non bastare, Valerio. Facendo capito, intendere scusami, forse che il blocco potrebbe non bastare, che ci saranno altre misure. Potrebbe non bastare il blocco, potrebbero essere studiate altre misure di sicurezza. Ricordiamo che questo è un tema estremamente sentito e naturalmente in queste ultime 2 settimane, in questi ultimi 2 weekend di calcio, tristemente salito di nuovo alla ribalta con gli incidenti di Cosenza di domenica scorsa, di Cava dei Tirreni nel match tra Cavese e Taranto e nel tragico epilogo di Catania-Palermo di stasera.
sera. Quindi è evidente che il mondo del calcio e il suo rappresentante più autorevole, il commissario straordinario Luca Pancalli, sente a questo punto la necessità di fermare tutto, di azzerare tutto e di poter con tranquillità, se si può parlare di tranquillità, o quantomeno con decisione di interrompere i campionati, perché, ha detto Pancalli, così non si può più andare avanti, è ora di dire basta. È stato ti dicevo, una conferenza stampa, tra poco l'ascolteremo, una conferenza stampa molto informale, ma anche molto commovente, quella di Pancalli, perché era davvero scosso dalla situazione, dalla notizia naturalmente della morte dell'ispettore capo Raciti, ma allo stesso tempo un Pancalli deciso proprio a trovare le soluzioni per arginare questo fenomeno che sta inquinando il calcio italiano. Valerio, tra pochissimo saremo in grado di far sentire ai nostri telespettatori proprio una parte, alcune dichiarazioni di Pancalli non appena pronte. Ora per il momento ti saluto, ti ringrazio per questi aggiornamenti, torneremo da te alla FIGC più tardi. Grazie Valerio, a tra poco. E andiamo avanti invece con alcune notizie che vengono dall'ospedale Garibaldi, laddove era diretta la corsa disperata dell'agente ferito mortalmente dalla bomba carta nei disordini di questa sera. Abbiamo delle notizie sul decesso dell'ispettore capo di polizia Filippo Raciti. È morto alle 22:10, è morto per arresto cardiorespiratorio a seguito delle esalazioni della bomba carta gettata all'interno dell'autovettura in cui si trovava. Lo abbiamo detto che la gravità delle ferite, la fatalità delle ferite è stata dovuta proprio dal fatto che l'agente si trovava all'interno della sua auto e quindi la deflagrazione è stata resa esponenzialmente più potente. Così hanno detto i medici del reparto di rianimazione dell'ospedale Garibaldi, dove l'ispettore capo Filippo Raciti è deceduto. Le manovre di rianimazione cardiorespiratoria, hanno ricostruito i medici, sono state immediate malgrado l'altissima affluenza di feriti. L'abbiamo detto più volte, decine e decine sono i feriti accorsi all'ospedale Garibaldi di Catania, che è il più centrale, il più vicino allo stadio dove si sono svolti i disordini. Trascorsa un'ora giungono ancora dalla rianimazione del Garibaldi. Constatata la mancata ripresa dell'attività cardiocircolatoria, respiratoria e neurologica, le manovre di rianimazione sono cessate. Dunque siamo in grado di ricostruire la dinamica del decesso dell'agente. Un'ora di lotta tra la vita e la morte, un'ora di tentativi vani dei medici della rianimazione di riportare in vita l'ispettore capo Filippo Raciti. Dopo un'ora, alle 22:10, il poliziotto si è spento all'ospedale Garibaldi. In questi minuti di notizie concitate, di notizie che si rincorrevano veramente, abbiamo temuto il peggio. Ci sono state voci di un altro agente che stava lottando tra la vita e la morte, di centinaia di feriti, tanto che l'ospedale non poteva più raccoglierli. Ebbene, ci siamo collegati poco fa con i nostri vari inviati anche all'ospedale Garibaldi. Abbiamo sentito anche il primario dell'ospedale Garibaldi, che è riuscito a rassicurarci su quanto sta accadendo nella struttura sanitaria. Dunque i feriti sono decine e soprattutto la buona notizia è che tra loro non c'è nessuno di grave. Si tratta di ferite lievi, di contusioni, di feriti che potranno riprendersi tutti in pochi giorni. Non c'è nessun agente ferito gravemente e soprattutto l'ospedale non si trova in una situazione di emergenza, ma è assolutamente in grado di far fronte ai soccorsi. Abbiamo detto poco fa con il nostro Valerio Iafrate dalla FIGC delle misure decise dalla federazione. Il commissario Pancalli ha deciso uno stop totale, immediato, drastico del calcio, però ha lasciato intendere in conferenza stampa anche che questa giornata di stop decretata in queste ore potrebbe non bastare. Allora siamo in grado di farvi sentire le prime dichiarazioni di Pancalli, eccole qui. Come voi sapete, abbiamo immediatamente bloccato tutti i campionati. Ovviamente il mio primo pensiero va alla famiglia della gente così in maniera allucinante
che ha perso la vita in maniera allucinante. Ho sentito immediatamente il Presidente del CONI Petrucci, tutte le componenti del mondo del calcio, il Ministro Melandri con il quale sono in contatto. La decisione è stata immediata e è stata appunto quella di bloccare tutti i campionati. Immediata e unanime. Prego? Immediata e unanime. Immediata e unanime. Non si può più andare avanti così. Non ha nulla a che vedere con il calcio quello a cui stiamo assistendo. Il calcio italiano si ferma e si fermerà fin tanto che non individueremo un percorso serio e drastico da consentire la possibilità di riprendere i campionati, ma affinché questo possa avvenire per l'esplicazione di uno sport e non di altro. Io credo che sicuramente non è sufficiente, assolutamente. Io ho parlato anche con il Ministro Melandri non più tardi di un paio di minuti fa. Ovviamente mi risulta esserci stato un consulto con il Ministro Amato e con il Presidente del Consiglio Prodi. Noi da lunedì apriamo immediatamente un tavolo di emergenza per individuare quelle misure drastiche per consentirci di poter ripartire, altrimenti noi non ripartiamo. Misure drastiche, dice Pancalli, misure drastiche e immediate, continua il Ministro Melandri, un coro unanime, compatto, veramente mondo sportivo, politico. Abbiamo sentito anche il Presidente del Consiglio Prodi, si è unito a questo coro, il Presidente del CONI Petrucci ha dato carta bianca, ha detto qualsiasi decisione della FIGC noi l'appoggeremo, noi la condivideremo. Una morte, una pagina nera del calcio italiano che ha veramente indignato in modo compatto politica e sport, tutti uniti nella decisione di sospendere il calcio, che il calcio così non può andare avanti e che è necessario prendere misure drastiche e immediate, appunto per dirla con le parole di Pancalli. Allora cerchiamo però di ricostruire che cosa è accaduto questa sera. Questa sera in questo derby siciliano, il 40° derby siciliano, Catania-Palermo, attesissimo, una vigilia sentita con grande pathos, negozi chiusi in anticipo perché tutti volevano assistere alla partita. Derby siciliano che era iniziato con un minuto di silenzio ed eccoci qua sul campo da gioco quando sono arrivati i primi lacrimogeni tra i giocatori che hanno costretto a sospendere la partita per alcuni minuti. Purtroppo però non è stato sufficiente, vediamo quale difficoltà a tenere gli occhi aperti hanno raccontato alcuni testimoni, addirittura difficoltà serie a un certo punto a respirare, tanto che qualcuno si sentiva veramente soffocare. Dicevamo, derby siciliano iniziato con un minuto di silenzio in onore e in ricordo del dirigente sportivo della squadra dilettantistica morto meno di 5 giorni fa e che poi è finito tragicamente. Che cosa è accaduto? I sostenitori della squadra rosanera sono arrivati allo stadio dopo l'inizio del secondo tempo, dunque un arrivo in ritardo, in netto ritardo dovuto a controlli all'entrata dello stadio. Il loro arrivo sarebbe stato accompagnato da scontri con le forze dell'ordine avvenuti all'esterno dell'impianto. Una volta fatti entrare, questi tifosi sono stati isolati dal resto della tifoseria. In questi minuti già avvenivano gli scontri di cui abbiamo visto all'interno dello stadio, il primo lancio dei primi lacrimogeni, ma purtroppo la situazione è degenerata alla fine del derby sospeso, poi ripreso perché abbiamo sentito i testimoni, probabilmente sospenderlo definitivamente avrebbe ancor più esasperato quegli animi già abbastanza accalorati, quindi è stato deciso di far riprendere il derby, però poi alla fine della partita la situazione è degenerata e vediamo, queste sono le immagini proprio all'esterno dello stadio. Abbiamo sentito le parole del Presidente del Consiglio, anche lui si è detto costernato e amareggiato, ha detto lo sport così non può andare avanti. Ora torniamo però su quanto accaduto a Catania, andiamo a risentire il primario dell'ospedale Garibaldi, laddove è deceduto l'agente di polizia, laddove sono stati ricoverati decine e decine di tifosi feriti negli scontri.
paziente è arrivato in condizioni disperate, dopo alcuni attimi che era giunto in pronto soccorso si è verificato un primo arresto cardiaco, sono iniziate subito le terapie di tentativi di riprendere l'attività cardiaca e respiratoria, c'è stato un minimo accenno in un determinato momento del trattamento che è durato per oltre 3/4 d'ora, però purtroppo alla fine, nel momento in cui le pupille sono diventate mediatiche e non c'è stata nessuna ripresa di attività né cardiaca né respiratoria in nessun momento. Dunque questa è la ricostruzione del decesso dell'agente Raciti fatta dal primario della rianimazione dell'ospedale Garibaldi di Catania. Noi dovremmo essere proprio in grado di collegarci con Mimmo Patti dall'ospedale Garibaldi. Mimmo, mi senti? No, non è pronto il collegamento, Mimmo? Comunque, ecco, ora dovremmo essere in grado di collegarci. Mimmo, allora, qual è la situazione all'ospedale Garibaldi? I feriti, mi confermi, non c'è nessun ferito grave? No, inizialmente si era sparsa la voce che ci fosse un altro ferito grave, oltre a quello che è stato ricoverato, che poi, come avete saputo, è deceduto. Invece non ci sono altri feriti gravi, ma feriti lievi, e non soltanto all'ospedale Garibaldi, ma anche in altri ospedali della città, l'ospedale Carizzaro e l'ospedale Vittorio Emanuele. Siamo tornati anche nei dintorni dello stadio, perché l'ospedale Garibaldi dista veramente un paio di minuti dallo stadio, e la situazione qui intorno si è tranquillizzata, si è normalizzata. Ovviamente c'è sgomento tra i colleghi dell'ispettore di polizia che ha perso la vita, Filippo Raciti. C'è veramente, a vedere gli stessi colleghi dello stesso reparto mobile, sono tutti attoniti, non si danno pace per questa notizia. Il presidente Pulvilenti, lo abbiamo sentito prima, il presidente del Catania Pulvilenti ha deciso di smettere col calcio, di dimettersi, assolutamente stufo e nauseato da questo mondo così, sconvolto da episodi assurdi. Mimmo, per quanto tu possa sapere, i disordini all'esterno dello stadio vanno calmandosi, le forze dell'ordine stanno riuscendo a riportare la situazione sotto controllo? Sì, la situazione è assolutamente sotto controllo qui all'esterno dello stadio, ovviamente, ripeto, c'è tristezza nei volti dei colleghi dell'ispettore di polizia che ha perso la vita, ma la situazione è rientrata nella normalità, non c'è più nessuno quasi in giro se non i poliziotti che continuano a interrogarsi su come possa essere successa questa tragedia. Sappiamo che sono arrivati anche i familiari dell'agente morto, l'agente Raciti. È arrivata la moglie con uno dei due figli, e ovviamente noi, per rispettarne la privacy, li abbiamo lasciati tranquilli. Ecco. Nessuno delle troupe presenti all'ospedale si è avvicinato, ma potete capire in quel momento lo stato d'animo della signora Raciti. Grazie a Mimmo Patti per questi aggiornamenti da Catania, dall'ospedale Garibaldi. Noi continuiamo a riportarvi le reazioni, quelle che sono state le reazioni del mondo politico a questa tragica fine del derby siciliano, quella del ministro Melandri, che dice: esprimo il mio più sincero cordoglio alla famiglia dell'agente caduto. La morte di un poliziotto a Catania, aggravata dall'entità degli scontri che hanno coinvolto la città e causato moltissimi feriti, è una notizia sconvolgente che lascia attoniti, ma che chiama decisioni immediate e drastiche. Così il ministro delle politiche sportive. Cordoglio era stato espresso poco fa anche dal ministro dell'interno Amato, che riferendosi al prefetto Gianni Di Gennaro aveva detto: teniamoci costantemente in contatto, alla famiglia dell'agente il mio cordoglio, e appunto continua a tenersi in contatto col capo della polizia e a seguire l'evolversi della situazione, che, a quanto ci diceva l'inviato, sembra tornata sotto controllo. Il Presidente del Consiglio Romano Prodi si è unito al coro di indignazione nei confronti di questa
pagina nera del calcio italiano a Catania, e poi ancora hanno parlato gli esponenti del mondo politico. Pancalli, abbiamo sentito poco fa con Valerio Iafrate dalla FIGC, ha parlato di misure immediate, di misure drastiche, ha detto il calcio così non è il calcio al quale sono abituato e quindi sono sospesi i campionati, ma forse una giornata non basterà. Ci fermiamo qui solo per pochi istanti, continueremo con questa lunga diretta, continueremo a raccontarvi che cosa sta accadendo a Catania, che cosa è accaduto nelle ultime 2 ore, tra poco, ancora qui su Sky TG24. Tragedia dopo Catania-Palermo, negli scontri è morto un poliziotto. Sassaiole e fumogeni tra i tifosi e forze dell'ordine, decine di feriti. Vertice d'emergenza in FIGC, Pancalli dice blocchiamo tutti i campionati. Per Prodi giusto fermare tutto, il Polo chiede le dimissioni di Amato. Base americana a fondo di Berlusconi, il governo si deve dimettere. Parigi, allarme clima degli scienziati, il riscaldamento durerà un millennio. E un tornado sconvolge gli Stati Uniti, almeno 14 morti in Florida. Nassiriya, 3 anni dopo la svolta, identificati gli 11 autori dell'attentato. Ben trovati, ancora in diretta su Sky TG24, è finito in tragedia derby siciliano Catania-Palermo. Un ispettore capo di polizia, Filippo Raciti, 38 anni, è morto questa sera durante gli scontri tra forze dell'ordine e tifosi durante e dopo l'incontro contro il Palermo del Catania. L'agente è stato colpito al volto da una bomba carta, mentre si trovava all'interno della propria auto. È morto dopo essere stato trasportato all'ospedale Garibaldi di Catania, lascia la moglie e 2 figli piccoli. I disordini sono scoppiati e poi continuati all'esterno dello stadio di Catania Massimino, dove è terminato l'anticipo della 22esima giornata di Serie A, lo ripetiamo, tra Catania e Palermo. Le telecamere di Sky hanno ripreso un fitto lancio di oggetti da parte di numerose persone nei confronti di vetture della Polizia di Stato che stavano cercando di disperdere i facinorosi. Sul luogo erano giunti centinaia di agenti in tenuta antisommossa, erano circa 1500 gli agenti schierati per la sicurezza di questa partita che era stata annunciata come calda. Già all'andata c'erano state avvisaglie di quello che poi sarebbe successo, tifoserie che sono divise da una lunga rivalità. Abbiamo in diretta Francesco Lamiani di Teleradio Mediterraneo, lo sentiremo più tardi. Andiamo in diretta alla Federcalcio, che ha deciso lo stop per tutti i campionati di Serie A, B, C fino alle giovanili. Lì per noi c'è il nostro Valerio Iafrate, perché ci sono altre ulteriori notizie dell'ultima ora. Valerio. Sì, grazie Marco, buonasera. Allora, non soltanto i campionati si fermano, ma si ferma anche la nazionale. Notizia di qualche minuto fa, notizia comunicata dal capo ufficio stampa, dal capo delle relazioni, responsabile delle relazioni esterne Antonello Valentini, perché un vertice che comprendeva anche Gigi Riva, che ho qui accanto a me, che ringrazio per la sua cortesia, ha immediatamente deciso di bloccare anche la nazionale. Dunque non gioca l'Under 21, non giocherà martedì a Chieti e non si giocherà Italia-Romania. Non si gioca dunque Italia-Belgio a Chieti, non si gioca Italia-Romania a Siena. Sì, appunto, il commissario mi ha telefonato, convocato urgentemente per la decisione che aveva già preso, quella di fermare i campionati, e di conseguenza si è deciso di fermare anche la nazionale per dare un segnale positivo, in senso che bisogna intervenire in qualsiasi modo, e quindi era impensabile fermare il campionato e domani sera dare i convocati per le partite. Avviseremo Belgio e Romania delle difficoltà che abbiamo incontrato, dei problemi che purtroppo abbiamo nel nostro paese, ma non era assolutamente possibile giocare davanti a situazioni di questo genere che si ripetono purtroppo da troppi anni con una certa frequenza. Da uomo di sport, da simbolo del calcio italiano, quanto è doloroso questo momento per Gigi Riva? Ma sai, io come hai detto ne ho passati, ne ho viste di partite, sono diversi anni. C'è una prima convocazione
diciamo, nel professionismo nel 62, poi ho continuato in federazione. Quello che mi preoccupa è il fatto, ma è che noi ci accorgiamo di queste situazioni solo purtroppo quando ci sono situazioni di questo genere. Quante volte ci siamo ripetuti a dire nelle disgrazie che sono capitate negli stadi, incidenti, razzi, bisticci e purtroppo si verificano con una certa frequenza, quindi noi diamo un segnale, diciamo, calcistico importante, però credo che per fermare questo tipo di situazioni ci voglia un intervento duro, un intervento forte, un intervento decisivo proprio. Non basterà dunque un blocco di un campionato, di un fine settimana. Probabilmente il blocco, anche lo stesso Pancalli lo ha fatto capire, si protrarrà anche a questo fine settimana. La nazionale non gioca e dunque si va verso uno stop per riflettere, per pensare e per cercare delle misure drastiche, ha detto il commissario. Questo è il segnale maggiore che potevamo dare noi. Noi oltre a questo non abbiamo la possibilità di creare né leggi né situazioni che possano risolvere questi problemi. Noi abbiamo sentito il dovere di fermare il commissario, come ha detto, il campionato, e quando mi è stato chiesto un parere, dopo aver sentito Donadoni e Casiraghi, fermiamo anche le nazionali. È chiaro, ci saranno delle situazioni che verranno modificate, affronteremo tutti quelli che saranno i disagi, ma è impensabile continuare ad andare avanti oppure fermare il campionato e ripresentare mercoledì la nazionale o martedì la nazionale a Chieti e mercoledì a Siena. È troppo poco, ci deve essere una settimana di tempo per riflettere e anche per prendere decisioni, perché sono gli uomini che possono modificare questa situazione. Noi il nostro gesto lo diamo perché sentiamo veramente il problema, soprattutto perché è stato nel calcio, nel mondo del calcio tanti anni come me. Però sono gli uomini adesso, gli uomini che hanno potere, che devono intervenire. Grazie a Gigi Riva per la sua cortesia. Allora, lo abbiamo sentito, si ferma tutto il calcio italiano, si ferma per questo fine settimana, si fermano le nazionali, non si gioca Italia-Belgio a Chieti martedì, nazionali under 21, non si gioca Italia-Romania mercoledì a Siena, sarebbe stata la prima volta per Siena di ospitare una partita della nazionale. Il calcio italiano si ferma, è questa la decisione del commissario straordinario Luca Pancalli. Sentiamo. Come voi sapete, abbiamo immediatamente bloccato tutti i campionati. Ovviamente il mio primo pensiero va alla famiglia della gente così in maniera allucinante, che ha perso la vita in maniera allucinante. Ho sentito immediatamente il presidente del CONI Petrucci, tutte le componenti del mondo del calcio, il ministro Melandri con il quale sono in contatto. La decisione è stata immediata e è stata appunto quella di bloccare tutti i campionati. Immediata e unanime. Prego? Immediata e unanime. Immediata e unanime. Non si può più andare avanti così. Non ha nulla a che vedere con il calcio quello a cui stiamo assistendo. Il calcio italiano si ferma e si fermerà fin tanto che non individueremo un percorso serio e drastico da consentire la possibilità di riprendere i campionati, ma affinché questo possa avvenire per l'esplicazione di uno sport e non di altro. Io credo che sicuramente non è sufficiente, assolutamente. Io ho parlato anche con il ministro Melandri non più tardi di un paio di minuti fa. Ovviamente mi risulta esserci stato un consulto con il ministro Amato e con il Presidente del Consiglio Prodi. Noi da lunedì apriamo immediatamente un tavolo di emergenza per individuare quelle misure drastiche per consentirci di poter ripartire, altrimenti noi non ripartiamo. E francamente vi dico pure, ma qua forse è l'uomo che parla e non il dirigente sportivo, che se dovessimo perdere Euro 2012 per questo forse ce lo meritiamo.
Ci sono alcune notizie di cronaca che vi possiamo dare in merito a quanto è successo, intanto qualche assicurazione riguardo a chi è ricoverato al Garibaldi, nessuno risulta in pericolo di vita tra i feriti ricoverati nell'ospedale di Catania dopo gli scontri. Le condizioni più serie sono quelle di 2 poliziotti, uno di loro è ricoverato in rianimazione. Tutto questo sarebbe dovuto solamente a esigenze logistiche legate agli esami diagnostici che devono essere completati, tra i quali anche un attacco. Un altro poliziotto invece al momento è in osservazione per un trauma cranico subito durante i disordini quando è stato investito da uno scooter ed è caduto in terra battendo il capo. C'è un'altra notizia riguarda le forze dell'ordine che avrebbero bloccato e condotto in questura e nella caserma dei carabinieri una ventina di persone per controlli. Sarebbero quasi tutti ultra del Catania fermati durante gli scontri, la cui posizione è attualmente al vaglio della Procura della Repubblica. Torniamo all'inizio, a quello che è successo, a quando è cominciata la furia dei tifosi e l'attacco alle forze dell'ordine. Ce lo può raccontare un testimone, Francesco Lamiani, un collega di Teleradio Mediterraneo che è collegato con noi in questo momento. Francesco, buonasera. Sì, buonasera dall'ospedale Garibaldi di Catania, vi parlo. Accanto a me c'è un componente della famiglia Raciti, quindi io darei prima la priorità, se voi siete d'accordo, a un cugino della vittima che voleva rilasciarci una dichiarazione, se per voi va bene. Sicuramente Francesco. Allora, voi avete chiesto in pratica, dite che è assurdo che si possa morire. Che si possa morire così per una partita penso che sia abbastanza assurdo. Sarà assurdo anche se si effettueranno i festeggiamenti a Gatini, penso che Catania glielo deve. E questo è tutto, non penso di poter andare avanti. Ecco, avete sentito quello che ha detto questo cugino, si chiama Giuseppe Raciti, un parente della vittima, l'ispettore Raciti deceduto appunto allo stadio Angelo Massimino. Vorrei cercare di ricostruire, anche grazie a quello che ci hanno detto alcuni inquirenti che stanno studiando attraverso i filmati che sia dalla scientifica e i filmati che verranno raccolti nelle prossime ore da tutte le emittenti che hanno effettuato dei servizi o delle riprese durante il derby, stanno cercando appunto di ricostruire la dinamica. A quanto pare la bomba carta sarebbe stata lanciata da una zona della curva nord verso via D'Amico, che è la strada che cinge nel settore appunto settentrionale lo stadio Angelo Massimino. La bomba sarebbe entrata nella vettura di servizio in cui si trovava Raciti, che sedeva sul lato del passeggero, e lì la deflagrazione. Vani tentativi di rianimarlo, anche se per un'ora, a quanto pare, secondo quello che ci diceva anche il direttore ospedaliero del Garibaldi, il dottore Navarria, Raciti avrebbe respirato, però poi non ci sarebbe stato più nulla da fare. Poco fa, anche se non ha voluto parlare alle telecamere e ai microfoni, ma comunque ci ha reso questa dichiarazione il procuratore aggiunto Renato Papa, che insieme agli altri procuratori che è presente qui all'ospedale Garibaldi, ha detto che sono al vaglio degli inquirenti appunto l'esame di tutti i filmati fino realizzati, e vuole fare chiarezza se tutte le misure di sicurezza sono state realmente effettuate, sono state realmente portate a termine nell'ambito del controllo di questa delicata partita. Avete sentito poc'anzi il parente della vittima, diceva come può una città che si è fermata che ha chiesto che si anticipasse una partita importante come Palermo festeggiare la festa di Sant'Agata. Ecco, la festa di Sant'Agata, per chi non lo sapesse, è una celebrazione molto partecipata che si consuma in questa terra da secoli e secoli, e sono migliaia, centinaia di migliaia le persone che nei giorni della celebrazione si riversano nel capoluogo etneo. Tanta la passione, tanta la fede. Adesso le risposte le dovranno dare sicuramente chi è preposto all'esecuzione, allo svolgimento di questo tipo di festa. Se per voi è tutto, se ci sono altre domande. Grazie Francesco, grazie. Risposte che sono arrivate in primis da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio. Aspetta, pronto? Francesco. Ci sono delle ultime novità, un collega allora sono 5 arresti, 9 arresti, 5 maggiorenni e 4 minorenni, questa è una ultima ora per resistenza al pubblico ufficiale durante gli incidenti. Allora, grazie a Francesco Lamiani per questa notizia dell'ultima ora. Dunque 5 arresti, sapevamo che 9 arresti, 5 maggiorenni e 4 minorenni, sapevamo che c'erano stati dei fermi, ve l'abbiamo riferito, abbiamo avuto la conferma in diretta da Francesco Lamiani di Teleradio Mediterraneo. Grazie allora per questa notizia dell'ultima ora. Dicevamo notizie che sono arrivate, misure che sono arrivate in primis da parte della federazione con il blocco dei campionati. Chissà cosa intende fare il sindaco di Catania all'indomani, domenica ve l'abbiamo raccontato, la festa della patrona Sant'Agata, l'abbiamo intervistato, ascoltiamo.
Ancora qualche istante e sentiremo il sindaco di Catania, Umberto Scapagnini, intervistato subito dopo le prime notizie della morte dell'agente di polizia. Sentiamo. Io non ho parole. In questo momento devo dire soltanto che vedere una vita stroncata per un avvenimento di questo genere non c'è niente da dire. Ognuno di noi capisce bene quello che ognuno di noi sente dentro di sé. È veramente una cosa assurda, incomprensibile e assolutamente inaccettabile. E sentiamo anche Sergio Pintaudi, che è il primario del reparto di rianimazione dell'ospedale Garibaldi di Catania, dove sono arrivati i feriti più gravi e soprattutto dove è arrivato Filippo Raciti, l'ispettore capo, poi deceduto. Sentiamo. Il paziente è arrivato in condizioni disperate, dopo alcuni attimi che era giunto in pronto soccorso si è verificato un primo arresto cardiaco, sono iniziate subito le terapie di tentativi di riprendere l'attività cardiaca e respiratoria, c'è stato un minimo accenno in un determinato momento del trattamento che è durato per oltre 3/4 d'ora. Però purtroppo alla fine, nel momento in cui le pupille sono diventate mediatiche e non c'è stata nessuna ripresa di attività né cardiaca né respiratoria in nessun momento. Allora, questo è il racconto drammatico di quella che è stata la rianimazione dell'agente di polizia, dell'ispettore capo Filippo Raciti, 38 anni, deceduto in seguito a questi scontri dopo la partita Catania-Palermo, scontri che sono cominciati, come ci hanno raccontato i nostri inviati e come siamo riusciti a ricostruire tramite anche le immagini che SkyTG24 vi ha mostrate, che sono state riprese all'esterno dello stadio dopo gli scontri al termine della partita, perché qualche tafferruglio c'era stato già all'inizio del match, quando, ecco, queste sono le immagini che si riferiscono ai momenti successivi. All'inizio del match i tifosi del Palermo sono stati accompagnati all'interno della loro zona sotto la curva nord con qualche minuto di ritardo. Sembra che addirittura i tifosi palermitani siano arrivati allo stadio alla fine del primo tempo. Una volta entrati all'interno dell'impianto c'è stato subito, e ce l'hanno raccontato il nostro inviato di Sky Sport Mimmo Patti, un fitto lancio di sassi e addirittura pezzi di sanitari presi all'interno dei bagni dello stadio contro i tifosi del Palermo. Da lì il lancio dei primi lacrimogeni da parte delle forze di polizia. Questo lancio di lacrimogeni ha portato il direttore di gara a sospendere l'incontro al 13° per l'impossibilità di andare avanti e di respirare al centro del campo. Partita che è rimasta sospesa con i giocatori, le squadre negli spogliatoi per circa 40 minuti. La partita è ripresa e forse c'è stata una leggerezza in questo senso. Si è andata avanti fino al termine della gara, quando all'uscita i tifosi del Palermo sono entrati in contatto con le forze dell'ordine. Quelle immagini che stiamo vedendo sono le immagini relative proprio al termine della gara, quando i tifosi palermitani hanno ingaggiato con le forze dell'ordine una dura battaglia che ha portato poi al ferimento e alla morte di Filippo Raciti. Le immagini sono state riprese dalle nostre telecamere. Pronto? Abbiamo ancora il nostro Mimmo Patti che si trova all'ospedale Garibaldi, all'interno dell'ospedale Garibaldi di Catania. Mimmo, sei all'ospedale o sei ancora allo stadio? Allora, in questo momento ci siamo spostati nuovamente allo stadio, dove ci siamo avvicinati appunto alla zona dell'esplosione di questa bomba carta all'interno del mezzo della polizia, del reparto mobile. Esattamente era un Discovery che adesso è stato sequestrato per degli accertamenti da parte della scientifica. Io vorrei precisare, perché sentivo prima che parlavate di scontri con i tifosi del Palermo, vorrei precisare che non si è trattato di scontri con i tifosi del Palermo. Cioè, gli incidenti che sono scatenati a fine partita sono stati sì degli scontri, ma non solo con i tifosi del Palermo. Ecco, i tifosi del Palermo sono arrivati a partita già abbondantemente iniziata, esattamente al 5° minuto del secondo tempo, con una decina di autobus della AMT, l'azienda municipale trasporti di Catania, che li ha accompagnati fino all'ingresso del loro settore ovviamente protetto in maniera quasi blindato dalle forze dell'ordine. I tifosi del Palermo sono arrivati appena un paio di minuti dopo che la loro squadra era andata in vantaggio, quindi nonostante il malumore iniziale per il notevole ritardo
nel loro arrivo allo stadio, ecco, poi erano un po' più, si sono calmati alla notizia del gol della loro squadra e sono entrati allo stadio tranquillamente. Dall'altra parte, dal lato della curva nord dello stadio Massimino, piovevano degli oggetti, addirittura pezzi di sanitari lanciati all'indirizzo dei tifosi del Palermo e delle forze dell'ordine. Quando i tifosi del Palermo sono entrati nel loro settore, la polizia successivamente appunto a questo lancio di oggetti ha lanciato i primi lacrimogeni. Poi la situazione è degenerata al termine della partita. Al termine della partita, quando c'è lo stadio, ha cominciato a svuotarsi e da tutti i settori il pubblico ha cominciato a defluire. Ci sono stati degli incidenti, ovviamente non parliamo di tifosi perché chi è che ha scatenato questi incidenti? Lo sappiamo benissimo, sono sempre dei teppisti, perché i tifosi si sono tenuti ben alla larga, ecco, da quello che è stato il post partita violento. Sì, Mimmo, abbiamo infatti ricostruito esattamente questa dinamica dell'incidente, però nel momento in cui ci siamo collegati forse tu hai sentito la parte finale. Intanto sentivo parlare del Palermo, ecco, poi volevo darvi una notizia relativa ai feriti, una notizia precisa. Prima si parlava di un centinaio. Allora, i feriti ricoverati all'ospedale Garibaldi, feriti lievi, non ci sono altri feriti gravi come inizialmente era stato detto, sono 50, una cinquantina. Altri 10 invece sono stati ricoverati in un altro ospedale di Catania, il Vittorio Emanuele, e quindi per un totale di 60. Però probabilmente un'altra ventina di persone è dovuta ricorrere a delle cure mediche nelle ambulanze stesse nei dintorni dello stadio, senza bisogno comunque di arrivare sino all'ospedale. D'accordo, Quindi questa è sicuramente una notizia... Complessivamente un'ottantina di persone hanno avuto delle conseguenze dopo questi incidenti. Abbiamo anche la notizia rassicurante che nessuno di questi è in pericolo di vita, ci sono un paio di agenti che rimangono in osservazione. Esatto, no, niente. Inizialmente si era diffusa la notizia di 2 persone gravemente ferite, due agenti, e invece alla fine la notizia confermata era soltanto uno, questo ispettore di polizia che poi ha perso la vita dopo un'ora di agonia. Allora Mimmo, possiamo dire intanto qual è la situazione adesso intorno allo stadio? Allora, proprio 5 minuti fa è andato via il pullman della squadra del Palermo, è scortato ovviamente dalle forze dell'ordine. Adesso la situazione intorno allo stadio c'è un'atmosfera surreale, c'è un silenzio incredibile dopo quello che invece è stato il frastuono tra bombe, tra urla che potete ben immaginare subito dopo la partita. Adesso c'è un silenzio veramente surreale e i tifosi del Palermo stanno uscendo scortati anche loro dallo stadio proprio adesso. Abbiamo visto il serpentone di auto della polizia, di mezzi della polizia pronto a scortare i tifosi del Palermo fino all'autostrada Catania-Palermo, dove poi appunto proseguirà il loro viaggio di ritorno a casa. Ecco, allora possiamo dare anche questa notizia perché fino a mezzanotte meno 10 prima di poter uscire dallo stadio. Ecco, ricordiamo che c'erano ancora circa 500 tifosi del Palermo che erano rimasti all'interno dello stadio per evidenti motivi di ordine pubblico. E sono quei 500 che avevano il biglietto, esattamente 490 che avevano comprato il biglietto per questa partita. E quindi possiamo desumere che chi invece non aveva il biglietto è colui che ha scatenato gli scontri a fine partita? Ma no, perché ormai con le nuove disposizioni allo stadio possono entrare soltanto persone identificabili, quindi nel settore ospiti sono entrati oggi 490 tifosi del Palermo, tutti identificati, perquisiti prima di entrare. Ecco, non possiamo parlare di anonimi abusivi che hanno scatenato gli incidenti, assolutamente no. Quelli che sono arrivati da Palermo sono entrati nel settore ospiti, sono stati controllati e scortati dalla polizia. Gli incidenti, ripeto, si sono scatenati successivamente alla partita tra supporters anche del Catania e forze dell'ordine. I tifosi del Palermo sono rimasti nella cosiddetta gabbia, si chiama così lo spazio ospite qui allo stadio Massimino, sono rimasti fino a 10 minuti fa e non si sono mossi da lì. D'accordo, allora abbiamo chiarito la dinamica di quanto accaduto. Intanto arriva anche il commento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che esprime alla moglie, ai figli e ai familiari dell'ispettore di polizia Filippo Raciti, vittima di questa violenza, i sentimenti di commossa partecipazione al loro profondo dolore. Mimmo, ti chiederei un'ultima cosa: tra 2 giorni è la festa della patrona Sant'Agata, con quali sentimenti la città si appresta a vivere questa ricorrenza? Ecco, conoscendo i catanesi e l'affetto che i catanesi hanno per la loro patrona, per Sant'Agata, devo dire che questa festa di quest'anno purtroppo in negativo non verrà mai dimenticata per quanto è successo stasera. È una grave macchia su quella che è la festa più amata dalla gente di Catania.
Allora grazie a Mimmo Patti, inviato di Sky Sport, che forse torneremo a sentire più tardi. Grazie perché ci ha raccontato esattamente che cosa è successo dal momento dell'arrivo dei tifosi del Palermo a quando poi a fine partita e con quali dinamiche si è scatenato tutto ciò che abbiamo visto attraverso le nostre immagini che hanno davvero colpito. Facciamo il punto prima di chiudere, dunque ricordiamo partita Catania-Palermo al termine della quale ci sono stati gravi scontri tra pseudo tifosi e forze dell'ordine che hanno portato alla morte di un ispettore capo di polizia, Filippo Raciti, di 38 anni, una moglie e 2 figli. Per lui non c'è stato niente da fare nonostante la corsa all'ospedale Garibaldi di Catania e un tentativo disperato di rianimazione, non c'è stato nulla da fare, l'ispettore capo è morto, altri agenti sono rimasti feriti in questi scontri, anche se abbiamo avuto conferma poco fa di questa notizia, non ci sono al momento situazioni gravi, sono 2 agenti ancora tenuti in osservazione, uno perché necessita di un attacco e l'altro perché è stato investito da uno scooter ed è caduto in terra battendo il capo, dunque rimane ancora in osservazione. Sono invece 20 i fermati dalle forze dell'ordine fra i tifosi del Catania subito dopo la partita. Poco fa, notizia data dal nostro inviato Mimmo Patti, l'arresto di 9 persone, si tratta di 5 maggiorenni e 4 minorenni, questo è il numero perlomeno degli arresti comunicati poco fa dalla polizia. Sono arrivati anche i commenti non solo degli esponenti del mondo politico ma anche del mondo sportivo. La prima misura presa dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio è stata quella di sospendere i campionati di calcio per questa domenica a partire dalla Serie A fino al settore giovanile, dunque non si giocherà sui campi di calcio e per volere di Luca Pancalli, che è il commissario straordinario della federazione, bisognerà attendere qualche tempo per capire quali misure bisognerà adottare per il futuro per fermare una situazione che ormai è degenerata e le immagini che stiamo continuando a mostrarvi testimoniano del clima di guerriglia, come ha detto qualcuno, un clima da Beirut all'esterno dello stadio. Noi ci fermiamo, tra pochissimo c'è una nuova edizione di Sky TG24, restate con noi per tutti gli aggiornamenti.